questi giorni il Ministro delle Attività Produttive del governo Berlusconi ha indicato il Veneto come una delle 7 localizzazioni possibili dove può sorgere una centrale nucleare. Noi crediamo che sia una scelta sbagliata. Diciamo no in modo secco, non ideologico, all'ipotesi che il Veneto diventi un territorio dove può sorgere una centrale nucleare. Una centrale nucleare che per la necessità di acqua di raffreddamento potrebbe essere posizionata in gronda lagunare. Diciamo no perché rappresenta un rischio ambientale, diciamo no perché è contro la vocazione turistica di questa regione che è prima in Italia con 20 milioni di presenze turistiche, diciamo no soprattutto perché rischia di inibire e bloccare lo sviluppo delle energie alternative e delle energie rinnovabili. Il Veneto primeggia in questo, oggi oltre 550 imprese sono leader nella ricerca e nella produzione delle energie alternative, geotermico, fotovoltaico, eolico. Ecco, io credo che si debba proseguire su questa strada e credo che le grandi risorse che oggi il governo rischia di destinare al nucleare dovrebbero essere invece destinate a questi settori di sviluppo di attività.